Sicuramente è un problema che ci portiamo dietro dagli anni. Il periodo estivo e il periodo di Natale sono dove aumentano di più i prezzi. Nelle prossime settimane, anzi i prossimi giorni, ci sarà ancora un aumento del Platz, quindi avremo un aumento di 12-13 millesimi sul prezzo finale, quindi sicuramente per i vacanzieri un costo oneroso per le vacanze che vogliono fare. Benzina a 1,92 €, diesel a 1,73 €. Sono lievitati negli ultimi giorni i prezzi dei carburanti, con la rete autostradale che ha registrato anche i 2,50 € al litro. Colpa del periodo, spiega Flavio Convento, presidente di FIAB Veneto. Le vacanze fanno aumentare la richiesta di carburante e quindi sale il prezzo alla pompa, con i gestori a restare l'anello debole della catena. Sicuramente è aumentato il prezzo del petrolio, sono prezzi non contenuti ma sicuramente che vanno come va il mercato. Rincari che non dovrebbero fermarsi. Nei prossimi giorni per il gasolio si dovrebbe avere un aumento di 0,031 centesimi, per la benzina di 0,013. Dal 1 agosto il governo ha imposto a tutti gli impianti l'esposizione del prezzo medio regionale del carburante. Cartelli su cartelli, la risposta dei gestori. È un obbligo di legge, come tutti gli obblighi di legge noi li faremo rispettare e li rispetteremo. La vediamo in maniera molto negativa, come abbiamo già detto più volte, sicuramente questo creerà solo molta confusione, anche perché i prezzi esposti del prezzo medio regionale sono prezzi che non troveremo su nessun impianto e avremo un impianto con un'ulteriore cartellonistica che creerà confusione all'utente e al consumatore. Al cittadino consumatore l'invito a stare bene attenti quando si entra nell'impianto e a individuare il cartello con l'esposizione dei prezzi. Sono tante cose che non sono molto chiare ma che ci auspichiamo che vengano chiarite nelle prossime settimane. Domani ci sarà un tavolo con il Ministero anche per una riforma del settore che penso che sia una cosa fondamentale per un settore in grossa difficoltà.